un saluto a tutti che vi giunge come al solito lunedì alle 21 circa da Casa Caritas qua a Chiavari. Grazie per essere qua, saluto Giacomo, Luca. Buonasera. E Gloria. Buonasera a tutti. Tanto sport questa sera, abbiamo diversi risultati, diversi ospiti, poi variati sport, perciò abbiamo un'oretta e un quarto da stare insieme molto attivi, direi. Allora, Gloria, la copertina questa sera bisogna farla a un grande campione del tennis. È dedicata logicamente a Sinner. Possiamo dire che a prescindere dal risultato il ragazzo ci ha fatto sognare e spero che ci farà ancora sognare. Facciamo un grosso applauso a Yannick. L'impresa è mancata, appunto, Yannick è crollato con un duplice 6-3 contro l'impeccabile, possiamo dire impeccabile Djokovic. Comunque io penso che la sua eleganza, il suo modo e anche il suo, diciamo, la sua bravura, perché è un campione, possa ancora farci sognare, e perché no nella Coppa Davis. Questo è il prossimo traguardo per lui, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a Sinner. Ma parleremo di tennis perché abbiamo gli ospiti di assolutamente con gli amici del Circolo Golf Tennis di Rapallo. Dal tennis, che era giusto la copertina, abbiamo un'altra copertina che è la nostra nazionale. Che è la nostra di calcio. nazionale, infatti la squadra di Luciano Spalletti è ora in campo contro l'Ucraina. Questa è una partita decisiva appunto per la sorte del nostro paese agli europei. Speriamo che vada tutto bene. In teoria dovrebbe bastare un pareggio alla nostra squadra, quindi speriamo. Qui davanti vedo movimenti strani, ma speriamo bene, e comunque vi terremo aggiornati anche su questo risultato durante la serata. Ora il parziale dovrebbe essere sullo 0-0 ancora. Sembra ancora 0-0. Quindi intervalliamo Gloria il calcio con una battuta a Luca, certo, perché parleremo anche del derby di pallanuoto che c'è stato tra Chiavari e Lavagna, una partita vincente finita 11 pari, risultato 11 sempre in bilico fino all'ultimo secondo. A 12 secondi dalla fine, quindi come ci si aspettava una partita appunto vincente, giocata bene dalle due squadre che hanno pensato a giocare a pallanuoto, e quindi è stata una bella partita, giustamente è finita in pareggio, qualche rammarico da parte della Lavagna, ma lo spiegheremo poi più avanti. Ecco, con Giacomo che ritorniamo un attimino a Sinner, perché sei stato a Torino, hai visto? Sì, sono stato una a Torino. Sensazione, un'emozione che hai visto? Purtroppo non ho visto Sinner, ho visto giocare Djokovic nell'ultima partita del girone contro Hurkacz. È stato molto bello, molto interessante, perché io non avevo mai visto giocare Djokovic, comunque vedere, diciamo, il giocatore più forte del mondo, quantomeno al momento, è stato molto interessante, è stato anche molto impressionante. Quindi una partita che poi Djokovic ha vinto per 2-7-1, però è stata comunque molto tirata, perché Torino è una superficie molto veloce, Hurkacz batte a più di 200 km/h, quindi l'ha messo molto in difficoltà. Allora, Giacomo non era un inviato speciale di Telepace Chiavari, ma magari la prossima volta quando... Sì, io faccio subito outing, sono andato ad accompagnare mio padre, che è il vero appassionato di tennis in famiglia. Io ho fatto... No, però la prossima volta vediamo di una manifestazione di quel genere. Ritorniamo al calcio, Gloria. Ok, ritorniamo al calcio. Allora, iniziamo direi dalla Serie A. In Serie A non ci sono grossissime novità per il Genoa, appunto causa la sosta per la nazionale. Possiamo dire però una notizia importante è la firma di Gudmundsson fino al 2027, quindi direi che i genuani possono fare sogni tranquilli dopo questa firma, anche un po' inaspettata. Passiamo invece alla Serie B, Sampdoria, siamo tutti un po' scossi dall'addio al calcio di Fabio Quagliarella. Sampdoria che però si sta preparando al derby contro lo Spezia. Lo Spezia che ha un nuovo allenatore che è Luca D'Angelo. Il derby si giocherà venerdì 24 alle 20:30, quindi mi raccomando, guardate tutte le nostre squadre. Per quanto riguarda invece il Sestri Levante, sappiamo tutti com'è andata, ha perso 5-2 contro il Gubbio, mentre per quanto riguarda l'Entella questo weekend non ha giocato e l'appuntamento è rimandato a sabato 25 contro il Pontedera. E direi che per questa settimana ci siamo. Bene, questa carrellata di Gloria sul calcio, allora prendiamo posizione e andiamo. Intanto io vado a prendere così posizione anch'io sul presentare gli ospiti.
Allora Luca, vicino parlerai di calcio oltre che di pallanuoto questa sera. Direi. Abbiamo Francesco Invernizzi che è responsabile organizzativo del settore giovanile Leve Nazionali di Sessi Levante, insieme a Luca Occhipinti, allenatore Under 15 di Sessi Levante. Un bel applauso. Buonasera a tutti. Buonasera. Due personaggi del nostro calcio e non solo, avremo modo anche di conoscere un po' la loro storia personale. Poi passiamo, come dicevo, al golf e al tennis. Fabrizio Pagliettini, direttore Circolo Golf Tennis Rapallo, insieme a Miriana Marelli, maestra tennis Ferrando Academy, sempre del Circolo di Rapallo, e Luigi Figari, maestro golf Swing Studio. Passiamo alla scherma, lo facciamo con la squadra chiavarese non solo, Giovanni Falcini che è presidente del comitato regionale Ligure di Scherma, insieme a Giacomo Falcini che è presidente Chiavari Scherma. Bene, allora facciamo come avete visto, abbiamo diversi sportivi come al solito al lunedì e abbiamo modo anche così di parlare di diversi sport. Andrei anche sulle prime file, Gloria e Giacomo, per una carrellata di chi c'è. Ok, allora qui abbiamo Samuele Olivetti, il capitano del Sestri Levante 2009. A seguire abbiamo il vice capitano Andrea Fortuna. A seguire tu sei? Giovanni Massa. E gioco nel Sestri Levante come difensore centrale. A seguire ancora abbiamo il vice allenatore. Marco Luciani, sono del Sestri e qui col grande mister Luca sono il suo vice. E poi passiamo al tennis. Qui invece abbiamo? Pietro Ruscica. Ok, la prima carrellata fatta. Allora, qui invece abbiamo golfisti giovanissimi e golfisti solo giovani, un genitore dei golfisti, una signora che ha accompagnato il figlio e poi dietro abbiamo la chiave di scherma con i ragazzi e le ragazze. Benissimo. Allora Fabrizio, tu anche presidente del Panathlon Chiavari Tigullio, insomma, come faresti il titolo questa sera? Anche un po' giornalista, dai. Seguiamo un idolo. Direi che avete aperto con una persona, uno sportivo, una persona eccellente, e questa sera lo dedichiamo a lui, anche perché, proprio anche nella veste di presidente del Panathlon, penso che vada evidenziata la classe con cui ha perso, lo dico soprattutto ai giovani, la classe con cui ha perso e il fatto che non abbia mai perso la calma e abbia sempre cercato di rispettare l'avversario e se stesso e anche il pubblico. E non è una cosa usuale, fa piacere che i giovani possano avere anche nei prossimi anni, visto che lui è molto giovane, un idolo da seguire anche nei comportamenti. Miriana, per te tennista, quale emozione vedere una persona come Sinner giocare? Allora, è un giocatore raro, dalle qualità tecniche e tattiche incredibili, ma come ha detto giustamente il direttore, la cosa che anche a me ha colpito di più è il suo comportamento in campo, sempre estremamente educato e determinato, rispettoso in primis di se stesso e poi dell'avversario, della situazione di gioco specifica. È veramente un esempio per i ragazzi. Abbiamo visto anche nelle partite degli ATP Final, stesso Djokovic a volte perdere un po' la calma, eppure stiamo parlando di un giocatore di estrema esperienza. Lui invece ha mantenuto sempre una grandissima educazione, che al giorno d'oggi è uno dei valori aggiunti. Ecco, invece anche chi non segue magari, che ne so, il tennis, Luca, per te seguite il tennis? Sì, certo, tempi diciamo di Panatta, ecco, diciamo gloriosi della Coppa Davis, ecco, però ho seguito anche queste ATP Finals perché comunque sono state veramente uno spettacolo di eccellenza, ecco, i migliori 8 giocatori del mondo, quindi l'ho seguito ben volentieri, ecco, ho seguito anche le telecronache ben volentieri perché insomma erano anche simpatiche, ecco, sulla Rai con Adriano Panatta che comunque ha dimostrato insomma di conoscere il tennis, come era ovvio, come è ovvio.
Sentiamo un po' Francesco, sul ecco, tennis. Dai. Francesco, diciamolo però, che è il figlio di Giovanni Invernizzi, giocatore della Sampdoria dello Scudetto, è sempre il dirigente del settore giovanile. Quindi insomma è figlio di una persona importante per la Sampdoria. Ecco. Sì, io non sono un grande appassionato di tennis, però ieri sera ho seguito la finale tra Djokovic e Sinner. Quello che posso dire, non essendo appunto un esperto, quindi non entrando in tecnicismi, è che sicuramente Sinner ha dimostrato di essere intanto uno dei più forti tennisti al mondo, e quindi per noi è già un orgoglio questo, essendo un nostro atleta. E poi di non mollare mai anche di fronte a un avversario che è il numero uno al mondo non per caso, come Novak Djokovic, quindi complimenti ancora, ma penso che li abbiano già fatti abbastanza. Allora sentiamo anche la scherma cosa dice Giacomo, dai. Ovviamente vedere i giocatori di altissimo livello è sempre bello. Anch'io seguo poco, non sono esperto di tennis, ieri sera anch'io ho visto la finale e sicuramente è emersa la grande forza e freddezza di Djokovic e nello stesso tempo comunque, come si diceva, il modo giusto di assorbire un po' le difficoltà, non mollare mai da parte di Sinner, che ci ha provato fino all'ultimo, però chiaramente ieri non c'è stata purtroppo partita. Invece andiamo con Luca Occhipinti. Questo Sestri, una battuta sulla prima squadra, anche se appunto tu sei allenatore dell'Under 15, parleremo del settore giovanile, ma vedremo anche il servizio. Insomma, un Sestri che gioca sempre molto bene, le notizie sono queste, poi è un po' meno fortunato nel risultato finale. Sì, decisamente sì, perché anche il risultato di ieri io non ho seguito la partita, però quello che posso dire che si vive a Sestri, che comunque è una squadra che non si snatura mai, non perde la sua identità e secondo me se la può giocare fino alla fine. È una squadra che comunque non si snatura il modo di giocare, quindi quello che mi ha colpito più di tutti della prima squadra. Quindi noi la seguiamo ovviamente, la sosteniamo ogni domenica come settore giovanile, non la seguo tanto dal vivo, però l'idea è quella, che comunque è una squadra viva che se la giocherà fino in fondo. Ecco, allora se riusciamo dalla regia possiamo mandare il servizio del Sestri Levante e Gubbio che abbiamo mandato nei nostri telegiornali di oggi. Credo che l'episodio chiave sia 2-1, cioè 2-2-3-1, cioè noi ci mangiamo un gol dentro l'area di rigore, nell'area piccola, tiriamo addosso al portiere, la palla va di là e c'è l'autogol e viene fuori 3-1. Cioè poi alla fine noi possiamo analizzare che abbiamo preso 5 gol, io sono il primo a metterci la faccia, i tifosi erano incavolati neri, abbiamo fatto una figuraccia, ok, va bene. Abbiamo preso 3 gol da dilettanti, sì, io per primo sono un dilettante, però l'episodio ha fatto girare la partita. Poi come al solito quest'anno ci girano tutte così. Quelli che abbiamo perso l'abbiamo perse tutte così. Siamo ingenui, siamo ragazzini, siamo 7 under in campo e non è che possiamo fare, penso di poter dire, non è che possiamo fare i miracoli. Giochiamo con quelli che siamo, compreso l'allenatore, quindi probabilmente ci sono allenatori da palo fuori, allenatori da palo dentro e io probabilmente sono da palo fuori. Sicuramente abbiamo sbagliato tante cose. Più che altro siamo usciti, ho parlato già con i ragazzi, siamo usciti di testa sull'episodio del 3-1, cioè nel momento in cui la partita è scappata poi non abbiamo, anche se abbiamo trovato il 3-2, ma non c'era più con la testa la squadra. Il quarto e il quinto gol sono stati allucinanti. Allora, lasciamo un attimino la prima squadra, sia Francesco che Luca, parliamo un pochino del settore giovanile. Francesco. Allora, il nostro settore giovanile è nato appunto quest'anno con la promozione della prima squadra in Lega Pro e ci siamo trovati a dover affrontare 3 campionati di rilievo che sono appunto la Primavera 4, l'Under 17 Serie C Girone A e l'Under 15 Serie C Girone A. Quindi 3 campionati di livello, nazionali, di vetrina, non facili da affrontare dal punto di vista tecnico e noi partivamo da una discreta base, parlo dell'Under 15 con qualche ragazzo che l'anno scorso era già a Sestri Levante, diciamo, a fare gli Under 14 e poi abbiamo costruito la squadra inserendo ragazzi di Genova, di Bogliasco, di Quinto, ovviamente tutti del territorio ligure, che per noi è un vanto perché
già in quest'età e anche in squadre Serie C ci sono ragazzi che magari vengono da fuori regione, noi invece abbiamo puntato sui ragazzi della nostra regione che secondo me sono validi e possono stare ad alti livelli. Lo stanno dimostrando perché comunque i risultati per ora sono dalla nostra parte, ma noi non guardiamo neanche troppo a quello perché obiettivi non ne avevamo. L'obiettivo era costruire un gruppo sano di ragazzi con voglia, decisi, seguiti da uno staff super competente, che è quello appunto composto da Luca Occhipinti, Marco Luciani, Jacopo Napoli, Giorgio Postiglione, stasera non c'è il prof Luigi Massone anche, e per ora siamo in linea appunto con gli obiettivi. Se in più i ragazzi ci fanno divertire come stanno facendo adesso e vincono spesso, siamo più contenti. In questo momento siamo quarti in classifica, ce lo godiamo, sappiamo che siamo all'inizio, sono passate solo 9 partite, però secondo me se continuano su questa strada ci faranno divertire e continueremo ad essere fieri e orgogliosi di loro. Quindi tanto che ce li ho qua davanti, visto che non gli faccio mai complimenti, glieli faccio. Bene, stacchiamo un secondino dal calcio e poi arriviamo subito perché abbiamo anche un flash sullo spogliatoio che è bellissimo visto in regia. Giovanni, facciamo un po' come al solito, saltiamo tanto per tenere lo sport per tutti. Presidente del comitato regionale della Scherma, che cosa vuol dire? Tanto impegno? Ma quello sicuramente è una responsabilità, nel senso che quello che si cerca di fare sicuramente per una disciplina come la nostra, gli obiettivi sono quelli sempre di portarla a conoscenza, che è uno sport di difficile comprensione, e di aumentare anche il numero di base. Quindi in Liguria attualmente ci sono 11 società, a partire dalla Spezia. C'è una mancanza che è un po', diciamo, un obiettivo che speriamo di colmare, che è quello che nella provincia di Imperia esisteva la società a Sanremo, però sono più di 10 anni che non esiste più, quindi uno dei miei obiettivi è anche quello di riportare la Scherma, diciamo, nell'estremo ponente. Per quello che riguarda appunto invece il nostro territorio, soprattutto diciamo il Tigullio, abbiamo Chiavari e Rapallo che continuano, diciamo, a svolgere la propria attività cercando di far crescere i ragazzi nel miglior modo possibile. Abbiamo appunto da affrontare un'altra problematica di un presidente di un comitato regionale negli ultimi anni, nell'epoca post-Covid, è anche quello di trovare le società che organizzano gare, perché purtroppo una volta le gare, diciamo, che rendevano anche alle società che le organizzavano. Adesso con tutto il discorso costi e quant'altro diventa difficile, e anche difficile è trovare gli spazi, quindi le strutture e quant'altro. Quindi quando le società non organizzano, questa mansione ricade un attimino su chi deve gestire il tutto. Però ci poniamo degli obiettivi importanti, difatti Genova e la Liguria sicuramente nel 2024 è sede in pratica della finale dei campionati italiani cadetti e giovani a Jean Nouvel, e soprattutto il traguardo più importante è quello del 2025, dove svolgeremo a Genova i campionati europei assoluti, e queste due gare sono in connubio, la prima con Genova capitale europea dello sport nel 2024 e invece gli europei con Regione Liguria e Regione europea dello sport. Quindi gli obiettivi sono tanti, però credo che come la Scherma anche per gli altri, almeno il mio intento è quello di far sì che i ragazzi crescano, oltre che a livello, diciamo, di risultati, anche un discorso di formazione, di farli crescere soprattutto, come dicevano anche prima, che parlavano appunto della flemma, poi ovviamente Panathlon è il portavoce di questo, sul discorso dell'etica, e quindi l'obiettivo è un pochettino questo. Ecco. Poi la felicità con gli anni che avanzano di essere sempre a contatto con i giovani. Luigi Figari invece è campione di golf. Fabrizio, come lo presenteresti? Campione, adesso professionista, maestro. È chiaro che parliamo di uno sport, soprattutto all'epoca in cui Luigi faceva il giocatore, non di massa, non conosciuto in Italia,
Comunque sappiate che è stato uno dei più forti giocatori europei dilettanti in assoluto, ha vinto la Coppa dei Campioni con Rapallo nel 1983, abbiamo festeggiato da poco, uno dei giocatori più lunghi come colpo, quindi devastanti dal punto di vista fisico, che è un grande appassionato di golf e ora il suo insegnamento lo trasferisce ai ragazzi e ai giovani tutti i giorni con grande passione, e noi abbiamo questa fortuna di poterci interfacciare con lui e innamorarci del golf anche tramite le sue gesta passate. Ecco, Luigi, c'è stato... Vai. Luigi, c'è stato un ricordare, no? 40 anni di golf, così abbiamo anche qualche immagine di quella serata. Che effetto fa ricordarsi dei numeri uno in campo adesso invece come maestri? Sì, indubbiamente è una storia, perché io poi a parte una decina d'anni che ho insegnato ad Arenzano, ho sempre vissuto sia da ragazzo che da giocatore a Rapallo, adesso è più di 20 anni che sono maestro qua, quindi a Rapallo sono molto legato, al golf di Rapallo sono molto legato, e indubbiamente sentire i ricordi di 40 anni fa sembra numericamente una vita fa, invece sono ricordi che ho ancora negli occhi, momenti, sensazioni, come tutti gli sportivi che hanno vinto comunque qualcosa, ti rimangono per sempre. E adesso per fortuna abbiamo un bel gruppo di ragazzi, abbiamo una 70ina di ragazzi che vanno dai 6 anni ai 18 anni, e quindi cerchiamo di trasferire l'amore per questo sport, come già ripetuto più volte, l'etica, il rispetto, perché comunque con lo sport si cresce anche nella vita, non solo nel golf ma in tutti gli sport. Assolutamente. Vorrei chiedere a Fabrizio se la Ryder Cup che hanno giocato a Roma ha portato interesse verso il golf qui nella nostra zona, ecco, se avete avuto sentore di una... Proprio. Sicuramente l'aspetto mediatico, la presenza sulla RAI, il fatto di poter promuovere uno sport vero che molti ancora considerano un giochino per persone anziane, lo è anche, ed è la grande caratteristica del golf che parte dai 6 anni, poi vedrete e sentirete parlare due bambini straordinari, parte dai 6 anni e arriva fino a quando uno può camminare. È chiaro che questo aspetto mediatico ci ha aiutato perché ha fatto vedere la bellezza dello sport, della location in cui si gioca, e sicuramente è un aiuto, anche se noi pensiamo che sia un lavoro molto lungo, iniziato una ventina di anni fa, proprio fatto tassello per sfatare questa leggenda, in parte anche realtà che è stata il golf fino a qualche anno fa, ma l'importante penso sia provarlo. E una volta provato e visto anche dove si gioca, qualche voglia la voglia di iniziare c'è senz'altro. Ecco, qua sono delle bellissime immagini, Fabrizio, che arrivano da Siamo alla Valle Cristi, ogni campo da golf è diverso da un altro, non ci sono misure standardizzate, si ritaglia sulla morfologia del territorio, quindi si fa anche turismo, si vedono anche proprio i posti più belli dove ci sono i campi, e soprattutto si sta a contatto con la natura per 5 ore, circa 12 km a piedi, fatto in un certo modo è sport e fatto in un certo modo è gioco meraviglioso. Allora, dal golf passiamo nuovamente al Sestri, ma andrei nello spogliatoio, così poi andiamo a sentire i protagonisti. Se dalla regia andiamo a cogliere quel piccolo filmato che è l'ufficio stampa del Sestri, eccolo. Direi che posso andare dal capitano del Sestri Levante, lui è Samuele Oliveti. Samuele, allora tu prima mi hai detto che siete terzi in classifica, adesso sentivo quarti. Dici qualcosa? Perché siamo a pari punti con la terza e quindi c'è questo stacco.
quindi fa sentire bene dire che siete terzi. Allora, che sia un buon auspicio anche questo. Comunque, come sta andando il campionato quest'anno, e quest'anno è il primo vostro anno, e ti chiedo soprattutto com'è avere la fascia del capitano, come te la senti, come appunto, cioè se ti senti delle responsabilità un po'. Allora, prima di tutto volevo ringraziare la società e tutto lo staff per l'opportunità che mi hanno dato, e ringraziando la società questa stagione sta andando veramente molto bene, mi trovo molto bene con i miei compagni, pur essendo che è da poco tempo che ci conosciamo, ma comunque abbiamo creato un bel gruppo, ci troviamo molto bene assieme. Questa stagione sta andando molto bene, sia in termini di risultati che in termini di crescita calcistica, e la fascia me la trovo abbastanza bene, è un onore per me essere capitano di questa società e questa squadra, e è una bella sensazione, è una bella soddisfazione. Allora, farei un breve passaggio anche con il vice capitano, visto che ce l'abbiamo a fianco. Lui è Andrea Fortuna. E Andrea, noi abbiamo visto che siete un bellissimo gruppo anche dal video, ma quindi com'è nato questo gruppo? Vuoi raccontarci qualche aneddoto che avete? Come vi divertite? Negli spogliatoi abbiamo i nostri modi di divertirci, però le cose dello spogliatoio rimangono nello spogliatoio. Più o meno, dopo questo video più o meno possiamo dire. Quelle sono cose che si possono anche condividere, però alcune cose sono più riservate. Però in generale siamo un gruppo che si è creato da poco, ma che è molto affiatato fin da subito, e stiamo facendo bene contro tutti, e nessuno si aspettava appunto questo gruppo. Un applauso anche per il vice capitano. Allora, sospendiamo col Sestri? Sì, sospendiamo. Sospendiamo col Sestri. Cambiamo Time sponda. out. Invece da quella parte, Giacomo. Mi collega a quello che diceva il direttore del golf di Rapallo sul fatto che il golf sia da provare, sia da iniziare, quindi vado qui da due giovanissimi golfisti che sono Ginevra e Lorenzo Scanapieco. Ecco, loro hanno 9 anni e intanto chiedo come mai hai iniziato a fare golf, cos'è che ti ha fatto continuare a farlo? Mi ha fatto continuare a fare il golf la passione per questo sport, e anche giocare con mio fratello e stare insieme, e poi stare in mezzo alla natura. Ok, a Lorenzo invece... Quando so che fate allenamenti, andate a fare anche delle gare in giro, ci vuoi raccontare qualcosa, magari l'ultima che avete fatto, qualcosa di particolare? A Colline del Gavi e mia sorella in una buca stava per fare Only One ed è stata molto brava. Ecco, spieghiamo per chi magari proprio non sapesse cos'è Only One. Only One vuol dire fare buca in un solo colpo. Direi che avremo tempo per rifarci. Neanche al papà. Anche al papà. Conoscerei anche il papà di questi due ragazzi, bellissimi ragazzi. Tanto, diciamo, com'è portare questi due giocatori in giro, seguirli? È impegnativo, anche perché oltre a loro due c'è il fratello più grande che anche lui è nella squadra agonistica. Praticamente è uno sport essere genitori di golfisti, di varie... Quasi un lavoro, però lo facciamo con tanta passione perché vediamo in loro una gran voglia di... Io mi volevo collegare a quello che diceva prima il direttore, cioè io ho iniziato a giocare da 2 mesi a golf e c'è Luigi Figari che sta provando a insegnarmi qualcosa. È difficile imparare da adulti, che generalmente si dice che da adulti non si riesce a imparare, cioè... Sicuramente da adulti non è come in tutti gli sport imparare da piccoli, è logico questo. Però io lo vedevo anch'io all'inizio come uno sport, tra virgolette, elitario, molto lontano dalla realtà, no? E invece mi sono dovuto ricredere molto e invito tutti a provarlo perché è veramente qualcosa di eccezionale. Allora, ci facciamo invitare come Telebacia Sport. Un pomeriggio. Ci potrebbe stare.
Allora andiamo a vedere altrettanto con la scherma, cosa ci motivano per andare a fare scherma, Giacomo. Vabbè, è uno sport sicuramente ricco, diciamo, sia dal punto di vista fisico che mentale. L'aspetto che vedo io, almeno sui nostri ragazzi, è che l'emozione in gara, soprattutto diciamo, nell'età under 14, è un aspetto che prevale sull'aspetto sicuramente tecnico e fisico, quindi lo scontro probabilmente, l'idea di essere uno contro uno, rischiare l'eliminazione diciamo, con la sconfitta, questo dal punto di vista caratteriale forma molto, è molto formativo e quindi diciamo, inizia un po' tutto un processo di apprendimento non solo chiaramente tecnico ma anche proprio di, chiamiamola introspezione, anche se vabbè, i piccolini chiaramente lo fanno in maniera meno consapevole, quindi questo ci aiuta poi nel corso della crescita di diventare diciamo, persone consapevoli e equilibrate, ecco, quindi questo è un grosso vantaggio della disciplina della scherma, e senza precludere poi il fatto che chiaramente come tutti gli sport c'è stato uno sviluppo dal punto di vista fisico, quindi un pochettino a discapito della tecnica, come anche riallacciandomi al discorso del tennis e sentendo un po' i commenti anche di Panatta in finale, diceva che anche lui mi ha fatto ridere il fatto che appunto diciamo, giudicasse un po' il modo di battere adesso, che all'epoca era qualcosa da pazzi di riuscire a battere a 200 km/h, e lo stesso un po' nella scherma, diciamo, adesso l'aspetto tecnico c'è meno tempo, i fraseggi sono molto più rapidi, quindi si lavora anche dal punto di vista fisico. E per quanto riguarda, Scusa Giacomo, sì. Qua vediamo delle immagini proprio della sede di Chiavari, no? Esatto, questa è la nostra sede, diciamo, di via Davide Gagliardo, quindi quello che era un tempo il liceo classico del Pino, e niente, praticamente svolgiamo attività anche noi a partire, addirittura quest'anno abbiamo iniziato con un gruppo denominato Minions da 4 anni in su, quindi anche il nostro è uno sport che si può praticare a tutte le età, chiaramente più in là si va con l'età più ci sono aspetti ludici piuttosto che agonistici, quindi noi adesso ci siamo specializzati da un paio d'anni sulla disciplina della spada, e questo diciamo, ci ha aiutato a compattare un pochettino i gruppi, quindi a fare un lavoro anche diciamo, aggregativo, perché i più grandi sono sempre un esempio nei confronti dei piccolini, e quindi abbiamo suddiviso le fasce d'età in gruppi agonistici e gruppi amatori, e questo ci sta dando grossi risultati, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche appunto dal punto di vista del gruppo, ecco, quindi passo dopo passo diciamo la realtà in divenire, ecco. Molto bene. Andrei a conoscere qualche ragazzina in questo caso che c'è qua dalla scherma. Allora, qui ho con me Clarissa Garibaldi Panarese, a cui chiedo, dato che si parla di spada, con le basi, cosa significa spada, quali sono le regole di questa disciplina? Allora, spada vale tutto il corpo, a differenza di fioretto, che vale tutto il corpo e è semplice, quindi si deve stare attenti magari ad andare fuori pedana, perché se si va fuori pedana con tutti e due i piedi è punto altrui, e i cartellini più che altro valgono se la spada non funziona e quindi magari non è controllata bene dal tecnico delle spade. Ok, e a Margherita Solari invece chiedo, ma com'è che hai deciso di iniziare a fare scherma? Cos'è che ti ha portato a questo sport? Allora, io ho iniziato a fare scherma provandolo con la scuola, e quando l'ho provato mi è piaciuto molto e sono andata a provarlo, visto che non facevo niente ancora, e poi mi sono appassionata, mi piace ancora molto e spero che lo continuerò fino a che posso farlo, e ho un maestro che è molto bravo, 2 maestri, 4 maestri, perché Non dimentichiamo nessuno. 4,
e ho delle compagne molto brave e compagni. E... Tutti bravissimi, vabbè. Andrei dalla scherma al tennis, così facciamo il giro e facciamo soprattutto intervenire dei ragazzini che sono qua anche per il tennis. Che cosa diciamo del tennis Circolo Rapallo? Vabbè, noi siamo con la Tennis Academy Ferrando al Circolo Rapallo da 2 anni e stiamo cercando di instaurare con i ragazzi un rapporto sano e di sport soprattutto, basato su elementi educativi oltre che tecnici. Qui c'è una piccola rappresentativa, abbiamo ragazzini più piccoli ma anche ragazzi più grandi già evoluti da un punto di vista tennistico che li accompagniamo nel loro percorso agonistico, ma anche dei bimbi più piccoli che stanno iniziando adesso. Sicuramente la figura di Sinner ci ha aiutato perché ha avvicinato a questo sport anche altri ragazzi e altri bimbi più piccoli. È uno sport particolarmente difficile il nostro. Però indubbiamente forma tanto sia da un punto di vista fisico perché adesso si è evoluto molto e quindi è completo, che anche da un punto di vista mentale e caratteriale. Lì non vedono l'ora di intervenire tutti e quanti. Facciamo una rappresentanza con Gloria, dai. Qui siamo con Alessia Becherucci. Alessia, allora tu giochi a tennis da 10 anni, mi hai raccontato. Com'è nata la passione per questo sport? Ma in realtà un po' casualmente, diciamo che mi ha un po' incentivato mio padre a iniziare in quanto anche lui giocava. Per la prima volta in assoluto ho provato alla settimana dello sport di Rapallo e niente, provando mi è subito piaciuto e poi ho sempre continuato e mai smesso. Quindi diciamo è stata una cosa un po' casuale? Sì, abbastanza, sì. E lo consiglieresti comunque ad altri come sport? Dici qualcosa di più di questa passione, come le tue gare, come vanno, come ti trovi? So che sei in difficoltà in questo momento, però io voglio metterti in difficoltà, quindi siamo qui per questo. Ma sì, io ovviamente lo consiglierei anche perché dopo 10 anni direi che se non mi fosse piaciuto avrei già smesso da un bel po'. A livello di partite, nell'ultimo anno penso che sia stato un po' il migliore e sono contenta perché è anche stato l'anno in cui sono stata con Miriana e Paolo, quindi penso che sia anche merito loro. Allora, farei intervenire ancora 2 ragazzi qui dietro di 10 e 8 anni. Volete alzarvi? Almeno il nome, dai. Sì, dai, alzatevi. Sì, dai, Filippo, tanto ormai non essere timido qui con noi, siamo bravi. Allora, io vi chiedo a voi intanto, da quanto tempo che giocate? 3 anni. 4 anni. 4 anni. E avete già giocato contro, giusto? Sì. E chi vince? Io. Sempre lui. Sempre lui, eh? Va bene. Bene. Allora, io volevo far fare anche un giro, perché qua abbiamo tutti dei dirigenti, allenatori, però hanno una storia anche sportiva. Comincerei un attimino da Luca Occhipinti, allenatore dell'Under 15, ma un po' la tua carriera. Quando avevi quest'età, tipo dei ragazzini, cosa facevi? Pensavi di giocare a calcio, allenatore? Io come loro ho intrapreso un percorso professionistico nel Settore Giovanile della Sampdoria e poi sono arrivato a un po' più in là di loro, poi ho sviluppato la mia, tra virgolette, carriera in serie minori. Poi verso i 30 anni, quando ho capito che forse era meglio fare dell'altro, è arrivata l'opportunità di prendere il patentino e ho iniziato nella Samp, nel settore giovanile, ho fatto varie categorie, ho fatto il secondo anche in primavera, per 7 anni sono stato lì, poi sono stato a Lentella per 8 anni, ho fatto l'Under 14, una parentesi in primavera, e poi ho intrapreso questa avventura con la chiamata del direttore per l'Under 15 del Sesti Levante. Sei contento? Molto. Molto contento. Lo spogliatoio. Io poi chiederei un pochino qual è il ruolo, insomma, cosa penso dell'allenatore, i giocatori, se c'è un capitano, vediamo un po' cosa succede.
E invece Francesco, insomma, una famiglia di... Sei nato che avrai sentito parlare di calcio. Beh, sicuramente sono nato appunto... Mio papà ha avuto la carriera che conosciamo nella Sampdoria, ha fatto 9 anni da giocatore, vincendo lo scudetto, la Coppa Italia, Supercoppa Italia. Quanti anni avevi? Zero. Zero. Non ero nato. No, lui ha smesso di giocare nel 99, io sono nato l'anno dopo, quindi non me lo sono goduto purtroppo da calciatore, però ne ho sempre sentito parlare bene, quindi mi rendo orgoglioso e mi continuo a rendere orgoglioso. Perché, facciamo un applauso a papà di Francesco. Ora ti diamo un compito però, Francesco, se una sera lo fai venire come hai fatto te. Proviamo a convincerlo. Magari come i Falcini, il papà Giovanni e... Volentieri. Okay. No, appunto volevo appunto sì. dire che a parte il suo passato da calciatore, il ruolo che ha attualmente, mio papà è per me un idolo, una leggenda, un campione, come lo sarebbe ugualmente se fosse un macellaio, un operaio, un giornalista e tutti gli altri lavori, perché per tutti noi il nostro papà è il nostro eroe, il nostro idolo, quindi quello rimane mio papà al di là della carriera sportiva. Poi mi ha appassionato fin da subito il calcio, prima da giocatore anche io, e anch'io ho fatto una breve parentesina alla Sampdoria come settore giovane professionistico, poi ho giocato sempre tra Serie D, eccellenza, promozione. Poi il mio ex direttore sportivo del Ligorna, Davide Sonetti, l'anno scorso è andato al Golfo Paradiso a fare il direttore e gli serviva un ragazzo giovane per fare responsabile settore giovanile. Io l'ho seguito subito perché avevo un rapporto ottimo con lui, è andata bene, poi è arrivata la chiamata del Sestri Levante, che ringrazio nella figura del presidente Risaliti, e quest'anno siamo qua, stiamo facendo bene, ovviamente vivo questo con grande entusiasmo vista la mia giovane età. Per me, io ho tanto da imparare, infatti sì, sono il direttore per esempio di Luca, ma prendo e capto ogni insegnamento che lui dà in campo per farlo mio nel mio bagaglio personale, diciamo. Ecco Francesco, ancora ti riporto un po' indietro, no? Perché i racconti, quali sono stati, credo, di papà, sono negli anni dello scudetto, di quella gloriosa squadra che un po' tutti, al di là dei sandoriani, forse abbiamo voluto bene. I racconti che sono quelli che poi vorrei trasmettere ai miei ragazzi sono quelli al di là di un gruppo di campioni, di fenomeni si può dire, perché Vialli, Mancini, Sereso, Vierkovud, mio papà ha giocato anche con Gullit, con Seedorf, con Veron, Pagliuca, cioè super campioni. Al di là di quello mio papà mi ricorda molto lo spogliatoio, il gruppo, un gruppo di amici, di persone umili che lavoravano, che si volevano bene come fratelli. Appunto la parola che mi è rimasta più impressa, diciamo, degli insegnamenti di mio papà è la parola fratelli, cioè parlare di fratellanza all'interno di uno sport non è scontato, non è una cosa da poco. Quindi sicuramente se si riesce a creare un gruppo non per forza di fratelli ma di amici veri, sinceri, che si danno una mano, hai già fatto un gran lavoro nel calcio. Luca, andiamo un pochino in piscina, se no poi mi rimproveri che non parliamo di... No, assolutamente, no, ne abbiamo allora, già parlato l'altra volta. Poi arriviamo perché dicevamo degli altri campioni, ci abbiamo altri. Farei così Luca, sei d'accordo? Ma andiamo in servizio. Esatto, andiamo e in poi dopo servizio, commentiamo. Derby 11 pari a Chiavari tra Chiavari e Lavagna. Un derby avvincente. Sì, come tutti i derby, giocando a pari dall'inizio alla fine, gol a gol, un risultato giusto. Un Chiavari però in forma, ha tenuto testa a Lavagna. Come si è visto non abbiamo mollato né noi né loro, ovviamente chi magari sta vincendo fino all'ultimo secondo, prendere il gol del pareggio brucia un po' di più, però il risultato tutto sommato è giusto. Sei contento della squadra? Ma assolutamente sì, assolutamente, sarei bugiardo a dire di no, non abbiamo mollato anche quando siamo andati sotto, questo è lo spirito qui dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno. Grande pubblico, grande tifo. Sì, un pubblico così era magari tempo che non si vedeva un derby Chiavari-Lavagna. Sono contento. Purtroppo io in questo momento riesco a vedere gli aspetti negativi perché comunque abbiamo condotto la partita, tutta la partita in vantaggio, bene o male.
e quindi c'è un po' di rammarico comunque quando ti raggiungono sul finale. Qualsiasi allenatore non sarebbe contento, poi cercando di essere un po' più freddi, obiettivamente è stata una partita giocata correttamente, ma veramente una bella partita di pallanuoto, veramente. Cosa è mancato a Lavagna? Un po' più di malizia nella gestione della palla quando eravamo in vantaggio, perché certe scelte, diciamo, offensive, accelerando certe situazioni, quando sei in vantaggio possono portarti al gol, ma possono portarti a prenderlo e esporti magari a un contropiede o a dover difendere dall'altra parte, magari con la squadra non ancora rientrata bene, quindi comunque si avere più difficoltà a difendere. Quindi ecco, a Lavagna è mancata un po' di calma nella gestione del vantaggio. Luca, allora, quali sono stati i commenti che hai sentito dopo il derby? Ma io ne ho sentiti pochi, intanto perché sai che non sono andato a vedere la partita, ho visto poi la ripresa su Facebook, ho visto la partita quindi diciamo da fuori. Scusa Luca, se vuoi recuperare mercoledì alle 21, alle 22 su Telepace 2 la puoi rivedere integrale. Recupererò, esatto, così la vedo in televisione un po' meglio. No, diciamo che da quello che ho potuto vedere io, il derby è partito favorito il Chiavari, perché sappiamo che il Chiavari ha investito parecchio, ha comprato degli ottimi giocatori che vengono dalla 1, quindi era partito favorito il Chiavari. Però il Lavagna ha avuto il merito di partire subito forte nella partita. Questo ha messo, non dico in difficoltà, perché poi si è visto che il Chiavari non è mai andato in difficoltà, perché non è mai andato sotto sempre di un gol, una volta solo di 2 gol, però ha subito recuperato. Però questo ha creato quella situazione per cui il Lavagna era sempre avanti, il Chiavari doveva sempre raggiungere, e poi nell'ultimo tempo Lavagna è... giustamente l'allenatore ha sottolineato alcune cose, secondo me c'è stata anche un po' di imprecisione da parte della Lavagna, forse dovuto un po' alla stanchezza. Ricordiamo che siamo alla 3ª partita di campionato, quindi non siamo proprio al campionato inoltrato, che quindi si è già presa la forma e tutto, e quindi Lavagna un po' impreciso nell'ultima parte, nell'ultimo tempo, e invece Chiavari che ha approfittato di questo e è riuscito a portare la partita in pareggio a 12 secondi dalla fine. Quindi direi che il risultato comunque giusto, ecco, non c'è stata una squadra che ha prevalso nettamente sull'altra. Quindi insomma è stata una bella partita, ecco, molto corretta, perché non ho visto espulsioni definitive per gesti violenti o altro, quindi questo fa onore ai giocatori e quindi al pubblico. Il pubblico ha sostenuto le 2 squadre, sempre con un tifo molto corretto, quindi direi un derby che insomma ha filato tutto liscio, ecco. Ripassiamo un pochino al tennis o a golf. Dalla pallanuoto al golf con Raffaele Tortori Donati che ha 21 anni e gioca a golf da 4 anni, quindi diciamo golfista d'esperienza possiamo dire. Ha iniziato a 4 anni, sì scusami, da quando aveva 4 anni, mi sono espresso male. Allora, intanto mi hai detto che stai iniziando il percorso per diventare professionista, ci puoi spiegare brevemente cosa significa? Sì, devi fare, tanto buonasera a tutti, devi essere 4 di handicap, cioè quindi devi essere forte per accedere a fare questo percorso, un percorso difficile, però sono contento perché ho fatto una bella stagione, il prossimo anno cerchiamo di passare al meglio questi giri, quest'anno la gara squadre, dopo 2 anni ci abbiamo provato ad andare in A2, quest'anno ce l'abbiamo fatta, grazie al nostro maestro Figari, al direttore del circolo e ai ragazzi che sono venuti. Bene, è finita la stagione, una buona stagione, sono contento, ora pensiamo alla prossima. E c'è qualche golfista professionista a cui ti ispiri o che ti piace particolarmente e perché? Tiger Woods chiaramente, però da italiano mi ispiro molto a Francesco Molinari perché lui sicuramente ha fatto la storia dello sport italiano e sicuramente per i giovani è bello che segue Molinari che Tiger Woods. Un'ultima cosa velocissima, vedendo dei giovani come Lorenzo e Ginevra ti ci rivedi un po' quando hai iniziato? Sì, perché avere la loro passione a quest'età è bello
Poi speriamo che il nostro circolo, invece di vedere solo soci, è bello vedere ogni tanto in campo anche loro, perché ti rendi conto che possono fare quello che magari fai tu. Oggi iniziano a giocare e poi alla mia età dicono vabbè, prova a diventare professionista. No, non è ancora arrivato nessuna notizia dell'Italia, Gloria. Sì, sai ve la do qualcosa? io. Parziale di 0-0 all'intervallo, quindi è ancora 0-0. lunga e speriamo non farmi rimangiare le parole che ho detto prima e poi non vorrei che fosse colpa mia. Comunque passiamo al Sestri Levante. Sestri Levante, siamo qui con il goleador e con il portiere del Sestri Levante. Goleador Angelo Bordonaro. Angelo, tu hai fatto doppietta ieri contro il Novara, giusto? Quanti gol sei arrivato quest'anno? A 5, E l'obiettivo è di? una quindicina. Credi di poterli raggiungere? Sarà difficile, però speriamo. Bisogna sempre crederci. E passiamo subito al portiere invece. Tu, Riccardo Bellebuono, tu sei il portiere da quest'anno logicamente in questa squadra. Come ti trovi qui? Riesci a parare anche il bomber, diciamo? Allora, come gruppo siamo sicuramente un grande gruppo, alcuni di noi si conoscevano prima e qualcuno di noi si è conosciuto dopo. E sì, il bomber è bravo, però in allenamento passa poco e niente. E sono molto contento dell'opportunità che mi è stata data dal direttore e dagli allenatori e tengo a ringraziare il direttore e il mister e portiere che mi hanno accompagnato all'avventura a Coverciano 1 settimana e mezzo fa e basta. Raccontaci cosa è successo. Sono stato convocato in nazionale Lega Pro per uno stage a Coverciano e sono stato accompagnato dal direttore e dal mister dei portieri. E volevo fare infine una piccola menzione ai miei compagni di reparto che non sono tutti presenti, coi quali non è detto ci sia una sana competizione e con cui ho legato molto in poco tempo. Luca, puoi stare tranquillo perché hanno... Assolutamente, ma poi ormai si gestisce anche con le interviste, non so se... Bene. Capitano, parla un po' del mister, è severo il mister, come va la vita col mister Occhipinti? La vita col mister Occhipinti va abbastanza bene, è un allenatore molto serio, è un vero professionista e basta. Bene. Beh, superatissimo. Ha detto abbastanza. Non eravamo proprio d'accordo. Perciò... Cosa? No, perché ieri è successo una cosa, quindi è diventato di questo colore. Avete vinto ieri o avete perso? Vinto. No, la dico io, tanto mi scuso. Ieri ho fatto una protesta di troppo e è stato allontanato dal campo, quindi... Il mister? Scusato, sì. Insomma, cartellino rosso. Può succedere. Vabbè. Ma scusate. Può succedere. Ma allora, noi applaudiamo a un mister che si fa cartellino rosso. No, dobbiamo fischiare, no? Chiedo scusa, assolutamente. No, va bene. Posso dire una cosa, dai, Luca. l'ultima sui ragazzi? Sì. Che vedo qualche genitore. Noi, quando andiamo in trasferta, ci fermiamo a pranzo dopo la partita e sono già almeno 2 o 3 occasioni che ci fanno i complimenti per il loro comportamento che tengono. Quindi al di là dei risultati sportivi che sento, che poi ne parliamo domani sulle classifiche, è un complimento veramente per le famiglie, perché raramente mi è capitato di ogni trasferta ci fanno i complimenti per come si comportano e come lasciano le strutture. Bene, allora una bella carrellata. Sì, ringraziamo anche i genitori per noi perché accompagnano, ci fanno il pubblico e rendono la serata più piacevole, perciò complimenti. Vai. Ce la dimentichiamo e non sarebbe giusto. Oltre ai genitori devo fare un grosso ringraziamento a Paolo Garbarino, che è il nostro... Paolo è il nostro dirigente di leva che ci accompagna nelle trasferte, prepara le partite in casa, sopporta i genitori, che è un lavoro difficile.
e quindi veramente lui è parte integrante del gruppo, una pedina fondamentale per i ragazzi, per gli allenatori e per me come direttore. E prima me lo sono dimenticato, ma assolutamente Benissimo. super importante. Ritorniamo alla scherma. Giovanni, abbiamo parlato in senso generale, quali consigli dai alla scherma Chiavari? Di continuare a fare quello che si sta facendo da lontano 1967, quindi continuare sempre a mettere come obiettivo, a porre come obiettivo la crescita dei ragazzi e insegnare, cercare anche da parte dei maestri di continuare sempre a crescere, quindi a capire quelle che possono essere le innovazioni. Abbiamo avuto la fortuna in passato, in primis il sottoscritto e poi Giacomo, di far parte appunto anche come maestri della nazionale, quindi ovviamente quando uno ha la possibilità di andare in giro per il mondo, di essere presenti a manifestazioni importanti come Coppe del Mondo, Campionati del Mondo o addirittura Olimpiadi, è ovvio che hai la possibilità di vedere quello che in quel momento c'è di meglio da parte degli atleti, rubare e poi riuscire a portare, a trasmettere, diciamo, all'interno della società ai ragazzi quelle che sono appunto le caratteristiche. Devo dire anche che probabilmente questo accade anche in altri sport, diciamo che noi all'estero siamo un po' invidiati soprattutto per la fantasia, perché poi non esiste noi siamo parecchio individualisti, cioè ognuno ha le sue ricette, però vedo che alla fine della favola questo è un po' il successo del coronamento anche della nostra disciplina, che è quella che poi a livello, diciamo, di Olimpiadi è quella che ha portato più all'ori all'Italia, e questo ci fa piacere, speriamo che continui ancora a essere così. Ecco, abbiamo sentito un pochino Francesco e Luca prima per il calcio, la storia, ma qua c'è una bellissima storia proprio familiare, no? Come diceva Francesco, di papà Giovanni e Giacomo. Giacomo, tra l'altro, raccontaci più anche tu come nasci, insomma, hai fatto una bella carriera. Sì, diciamo da atleta, un po' appunto per il fatto che è nata la passione della scherma, così, perché c'era lui che insegnava, ci vedevamo poco, allora ho iniziato ad andare un po' in palestra, poi è iniziato un po' questo percorso, chiaramente vittorie nell'Under 14, poi convocazioni nazionali, sono arrivato, diciamo, la parte più positiva della mia carriera è stata nell'Under 20, dove ho vinto il campionato del mondo a squadre, ho fatto bronzo individuale, poi da lì, diciamo, ho iniziato il percorso con la nazionale maggiore, e solo che mi è mancato l'ultimo step, nel senso che ho fatto bronzo all'europeo e non sono mai andato ai mondiali e Olimpiadi, poi però, come diceva Giovanni prima, è nato poi chiaramente anche tutta la parte, diciamo, da tecnico, quindi sfruttando quello che è stato poi sia la parte da atleta che gli insegnamenti di Giovanni. Sono arrivato fino alle Olimpiadi di Tokyo e quindi, diciamo, ho completato un po' la parte di carriera in questo modo. Ecco, complimentissimi a Giacomo. Se posso aggiungere una cosa, nel senso che si diceva dei sogni, io ho iniziato a 7 anni, ma Galeotto fu Zorro, che all'epoca c'era il telefilm, Zorro, quindi ho iniziato a fare scherma per quello. Poi c'era la palestra vicino al laboratorio di mio papà, eccetera. Però avevo voglia, il mio obiettivo era quello di far parte della nazionale, però come schermitore. Purtroppo quello non sono riuscito, diciamo, a raggiungerlo, però poi ho avuto la soddisfazione di farlo come maestro, quindi di avere una tuta, una divisa della nazionale, e diciamo che a livello maggiore, perché io poi mi sono fermato un attimino con lui a livello maggiore ha ottenuto dei risultati sia a livello schermistici, però poi alle Olimpiadi ci ha dato come maestro, che poi credo che sia per gli sport individuali un pochettino il sogno di tutti, cioè riuscire a portare un ragazzo alle Olimpiadi credo che sia un sogno che chissà se prima o poi riusciremo a farlo, via. Benissimo, Andrea.
Vediamo di conoscere 2 volti dalla Scherma Chiavari. Questa sera mi avete dato 2 coppie di gemelli, Golf e Scherma. Allora, tanto Alessio, le scorse settimane avete fatto una gara interregionale proprio qui a Chiavari. Com'è andata? Sono arrivato 11°. E in generale è stata comunque una bella gara, eravate in molti, avete avuto buoni risultati. Sì. E Marcello invece com'è andata? Sono arrivato terzo, sono stato eliminato in semifinale, sono soddisfatto, non mi posso lamentare. Ecco, torno da Alessio, ma la scherma è uno sport che richiede comunque molta concentrazione, è difficile perché diciamo che al di là del gesto tecnico è uno di quegli sport individuali in cui serve veramente essere molto concentrati. Come si fa a allenare questo aspetto? Bisogna essere meno istintivi e più tecnici, secondo me. Va bene. Grazie mille ragazzi. Fabrizio, qua questa sera comunque su questo palco come Panathlon dovresti preparare delle targhe a tutti. Veramente a volte non ci si rende conto della grandezza degli sportivi che abbiamo nella nostra regione, in questo caso nella nostra città. Qui c'è veramente una storia straordinaria da ascoltare, tanti begli esempi, ma ribalterei un po' tutto, come è stato detto prima, visto che si vive quotidianamente, è inutile tornare sulla cronaca, ma si vive quotidianamente titoli di giornali, esempi negativi della gioventù. Oggi penso che abbiamo fatto un bello spot perché sono ragazzi che si presentano bene, che hanno grande voglia di sport, di vita. E ogni tanto bisogna anche dare spazio alle belle cose, alle belle notizie. Oggi ne abbiamo proprio tanto bisogno, proprio perché ci serve per rialzarci un attimo. Insieme a Luigi, Fabrizio, ci vuoi? Ecco, intanto è partito forse qualche immagine alle nostre spalle. Avete fatto una bella serata di ricordi, di storia, di tante persone. Ora è difficile raccontare tutto, ma per rendere l'idea, se vi alternate un attimo tu Fabrizio e Luigi, così commentiamo queste immagini che vediamo. Sì, io arrivo all'83, la nostra storia parte nel 32, abbiamo fatto golf, parlo del ciclo. Sì, parlo golf e tennis per tantissimi anni ad alto livello. L'83 è stato l'anno per eccellenza, grazie a Luigi Figari, Andrea Canessa, Enrico Nistri, Augusto Sposetti, e mi dimentico qualcuno sicuro, però ecco l'83 te la passate la palla perché te lo sei vissuto sulla tua pelle. Sì, quello è stato un anno particolare perché abbiamo vinto come circolo i maggiori campionati italiani che ci hanno permesso di andare alle 2 finali europee. Abbiamo vinto sia il campionato europeo Under 21 che il campionato assoluto, la Coppa dei Campioni. Siamo stati fino a pochi anni fa l'unico circolo che ne aveva vinto una, quindi è stato un orgoglio giocare e soprattutto avere dei compagni di squadra che ci hanno regalato appunto al circolo questi trofei. È stato un anno irripetibile, però c'è stato. Poi abbiamo avuto negli anni infatti questa serata ci ha aiutato anche a festeggiare, invece che i 40 anni, 20 anni fa, che abbiamo con un gruppo di ragazzi vinto i campionati italiani assoluti di nuovo, che loro l'hanno vinto per 2 anni di fila, e poi abbiamo fatto un percorso che ci ha portato fino alla Ryder Cup del mese di ottobre, quindi è stato un collage di questi 40 anni del nostro circolo. E attualmente Luigi fa parte della Swing Studio e all'interno di questa Academy ci sono i campioni italiani del 2003, lo dico per i giovani e meno giovani che volessero avvicinarsi al nostro sport. Vi faccio solo 2 esempi. Lui ha giocato con Costantino Rocca, che è il più grande giocatore di golf italiano nel mondo, quello più conosciuto. E i campioni italiani del 2003 hanno giocato e vinto contro i Molinari, che sono probabilmente i golfisti più conosciuti al mondo in questo momento italiani. Quindi la qualità dell'aspetto tecnico è garantita. Su quello umano entro in campo io rappresentando un po' tutti i direttori di sport
che oggi come più di ieri devono stare attenti alla crescita dei ragazzi. Molto spesso il messaggino lo mandano più a noi e ai maestri rispetto ai genitori in determinate età, e quindi l'attenzione alla crescita e la possibilità di avere nel direttore piuttosto che nei maestri degli amici e delle persone che possono aiutare anche nei momenti di difficoltà, non soltanto nello sport ma anche nello studio e nella vita, è un aspetto fondamentale della nostra attività. Questo vale anche per il faccio un piccolo inciso perché lei ha un po' di tosse, non può farlo. Abbiamo parlato dell'Academy Ferrando, scusate se mi collego proprio al nome dell'Academy. Parliamo di Paolo Ferrando, che è uno dei maestri di tennis più conosciuti nella nostra regione. Parliamo del fratello di Linda Ferrando, che tra l'altro lui ha allenato, che è stato numero 1 in Italia alcuni anni fa, e parliamo del papà di Cristiana Ferrando, che è arrivata a 260 nel mondo. Quindi diciamo che dal punto di vista tecnico, anche da questo, e poi ovviamente di Miriana che lo segue come maestra, l'aspetto tecnico è garantito da un nome che da solo significa tennis. Bene. Adesso abbiamo parlato dei genitori, c'è un rappresentante che è quasi costretto questa sera da Gloria. Vediamo un pochino un genitore che cosa ci dice. Quasi costretto, ma ce l'abbiamo fatta a convincerlo. Allora, qui abbiamo Giancarlo, il papà di Livia. E ti chiedo cosa significa essere comunque un genitore di una ragazza che va in prima media e che si allena 5 volte, che va in prima media e si allena 5 volte a settimana. Sicuramente è una cosa impegnativa, sia per noi genitori che facciamo i pendolari, diciamo, nella settimana avanti e indietro per loro, però diciamo che siamo contenti nel vedere che loro poi fanno, diciamo, questo sport, questa attività con soddisfazione, che non è sicuramente un peso. Sicuramente è difficile conciliare sia per noi la parte lavorativa che la parte, diciamo, di assistenza, e anche per loro comunque, diciamo, la parte di sport con la parte di studio e le altre attività che hanno. Però diciamo che finché sono contenti e lo fanno con soddisfazione, per noi, diciamo, non è un peso supportarli in questo loro percorso. Allora, facciamo i complimenti a tutti i genitori, siamo alla fine, forse c'è ancora qualcosa per Giacomo. Noi ci salutiamo. Luca, per la pallanuoto? Per la pallanuoto. Prossimo fine settimana? Sì, guarda, nella pallanuoto ci sono impegni al sabato, al mercoledì di campionato, di Coppa dei Campioni, perché poi ci saranno gli europei a gennaio, maschili e femminili, ci saranno i mondiali a Doha, e poi ci saranno le Olimpiadi, che sappiamo che per il nostro sport le Olimpiadi sono diciamo, l'appuntamento più importante della vita, e ci saranno intanto però l'avvicinamento con gli europei, i mondiali, quindi campionati che si giocano ogni mercoledì, ogni sabato e via. E volevo solo ricordare che è cominciato il 49esimo campionato invernale di vela del Tiguglio, la scorsa settimana con la prima prova. Ci sono state 2 giornate di belle regate. Abbiamo fatto qualche immagine della domenica, quando c'era un mare incrociato, ovviamente, mare quindi mosso da sud e vento da nord, quindi insomma è stata comunque una bella giornata, regate regolari, abbiamo un po' ballato, però insomma è andato tutto bene, ecco. È un campionato che poi ci saranno ancora 5 prove nelle giornate di sabato e domenica durante tutto l'inverno, quindi avremo modo di parlarne e di seguirlo. Benissimo. Allora, terza generazione, e visto che si parlava comunque di cercare di invitare persone avvicinate ad esempio al golf, magari anche per avvicinare persone un pochino alla scherma, volevo chiederti come funzionano gli allenamenti, così per capire quello che fate. Solitamente facciamo una parte di riscaldamento che può essere diversa in base ai giorni, e poi di solito tiriamo, tranne il martedì che facciamo preparazione atletica, rinforzo muscolare e rapidità anche, e poi tiriamo. Il lunedì ci sono degli assalti con un tema, il mercoledì ci sono le lezioni, e il giovedì e il venerdì sono delle gare, il giovedì a squadre e il venerdì individuale della palestra.
capito. Ce n'è per tutti i gusti, possiamo dire. Posso chiederti a che età hai iniziato? Più o meno 5 anni. Eccoci qua. Bene, allora ci salutiamo, siamo già fuori tempo massimo, salutiamo il Sestri Levante. Salutiamo il Circolo Tennis e Golf di Rapallo. E salutiamo la grande scherma di Chiavari e non solo, della regione Liguria. Grazie. Grazie per essere stati qua. Gloria, l'Italia 0-0? 0-0. Benissimo, noi ci vediamo, e Luca, Giacomo, e a tutti voi, grazie alla nostra squadra, regie, cameraman, i microfonisti, insomma tutta la nostra squadra. Ci vediamo lunedì prossimo, buona settimana a tutti. Buona serata. Buonasera, arrivederci.